Sul settimanale che dirigi, Grandangolo, anticipi una parte della relazione della Commissione Nazionale Antimafia sullo stato di Cosa Nostra, parli anche di una sorta di dotazione elettorale che avrebbe Cosa Nostra, che dunque avrebbe tanti voti da gestire. E la conclusione alla quale arriva è che Cosa Nostra dispone da 200.000 a 300.000 voti, quindi un bagaglio di voti tale da poter gestire anche la politica in Sicilia, e soprattutto mette in evidenza il rapporto ancora forte e negativo tra mafia e politica. Poi evidenzia un altro dato interessante: dopo gli arresti, dopo le catture dei grandi latitanti, a cominciare da Rina e finire a Gerlandino Messina, in Sicilia ci sono 4.000 uomini d'onore e 8.000 fiancheggiatori, un vero e proprio esercito che questi dati devono veramente farci riflettere. In provincia di Agrigento chi comanda adesso? In provincia di Agrigento c'è una situazione obiettivamente difficile. La relazione della Commissione Antimafia non fa un'analisi sino in fondo, perché mancano gli elementi. Certamente dopo gli arresti di Falsone e Messina c'è una situazione che è incandescente, basta guardare quello che avviene e che è avvenuto in questi ultimi tempi. Pensiamo agli attentati, fino a poco tempo fa non venivano a sparare al San Leone contro le saracinesche dei negozi, e quindi questo significa che c'è una situazione in evoluzione. C'è qualcuno che tenta di inserirsi nel lucroso commercio del racket del pizzo, e c'è qualcuno che non è d'accordo. Credo che sia ancora da decifrare chi è il nuovo capo di Agrigento, anche se ci sono le giovani leve che si stanno muovendo molto. Si parla di un tentativo di espansione in provincia di Agrigento proprio di Matteo Messina Denaro. Devo dire che questa vicenda di Matteo Messina Denaro non è nuova, nel senso che da sempre Matteo Messina Denaro ha avuto il cappello in provincia di Agrigento. Lo ha fatto negli anni 80-90 con i mafiosi della zona della Valle del Belice, un nome su tutti, perché su tutte le ordinanze di custodia cautelare Leo Sutera ha potuto contare anche su appoggi massoni, e non bisogna scordarsi che Matteo Messina Denaro era latitante in provincia di Agrigento, lo era a Santa Elisabetta, a Casteltermini, coperto da Totò Fregapane, quindi ha sempre avuto un occhio di riguardo per questa zona, anche per motivi diciamo territoriali. La Valle del Belice è attaccata a Castelvetrano, e quindi è anche per motivi evidentemente di mafia e di interessi commerciali.